Sabato 10 il comune di Domegge di Cadore ha intitolato una via del capoluogo alle vittime di Matmark, la tragedia che il 30 agosto 1965 in un cantiere dell'Alto Vallese, Svizzera, provocò 88 vittime, di cui 17 bellunesi, tra le quali ben 6 del comune cadorino. Nella chiesa parrocchiale di San Giorgio, al termine della messa in suffragio dei caduti, il sindaco Lino Paolo Fedon ed il presidente dell'ABM Gioachino Bratti hanno commentato il significato dell'iniziativa, unendo al lutto di Domegge quello dei tanti luoghi d'Italia ed Europa ove ci fu chi perse la vita a Matmark, per cui quella via da Domegge idealmente raggiunge anche loro, rivolta anche alle vedove, agli orfani, agli altri familiari colpiti. Si è quindi formato un corteo preceduto dai gonfaloni del comune, dell'ABM, di alcune famiglie di ex emigranti, che ha raggiunto la via Vittime di Matmark, dove sono avvenuti lo scoprimento e la benedizione dell'insegna commemorativa e quindi l'attiguo cimitero dove riposano i caduti di Domegge. Ogni fase della cerimonia è stata accompagnata dalle belle voci del coro Peralba, del maestro Adriano De Zolt, che successivamente, insieme al coro Cadore della maestra Marta De Colle, ha offerto al pubblico un suggestivo concerto di canti adeguati alla ricorrenza. Tra le autorità presenti il viceprefetto Barbara Maggi, sindaci o delegati di vari comuni della provincia, il consigliere regionale Sergio Rolon e l'ex assessore regionale e presidente di Longarone Fiere Oscar De Bona. Era pure presente la comitiva di oriundi veneti dell'Uruguay che in questi giorni, per iniziativa dell'ABM, soggiornano in provincia.